cavallo, Castello avvicinati. Borgo e Castello avvicinatevi, no, senza portature. Borgo è fuori. Ecco. Borgo è fuori posizione, non possiamo ora. C'è un cambio. C'è Borgo fuori posizione. Ecco, Ok, vediamo. avvicinati di passo. Buono. Allora la mossa è buona, Castello è avanti, seguita da Voltaia. Ecco. L'ordine è Castello che ha circa 2 lunghezze su Voltaia, sta rinvenendo forte il coro con Andrea Mari, mentre Borgo per ora è in ultima posizione. Castello, eccolo con Gingillo, ha concluso, ecco il primo giro davanti alla mossa, seguito dal cavallo di Voltaia, che sembra in questo momento recuperare come il cavallo del coro del resto, mentre Borgo rimane in ultima posizione. E ancora Castello che sta guidando la corsa al secondo giro, vediamo le posizioni ancora invariate. Castello continua, mentre ecco sembra che Voltaia stia anche alzando il cavallo della contrada della Rocca, ma rimane, le posizioni sono sempre invariate. Questo è il terzo giro con il cavallo di Castello, sempre padrone della corsa possiamo dire, incalzato dal cavallo di Voltaia che non riesce ogni modo a avvicinarlo, mentre dietro c'è Borgo che sta cercando di passare la contrada del coro. Posizioni invariate in questo momento, il cavallo del coro passa il cavallo di Castello, Voltaia sembra avvicinarsi. Scusate, Borgo passa la contrada del coro, Voltaia cerca, siamo all'ultimo giro, ancora Castello avanti che sta cercando in tutti i modi, Borgo sta venendo fortissima, beh, ecco Voltaia che passa Voltaia, ecco Voltaia con il suo Jake e Giosuè Carboni. Voltaia è avanti, Voltaia è prima, è passato e ancora non si capisce ancora se il palio è finito, sì, è terminato, Voltaia ha vinto questo palio 2016, questo è il priore che chiede a gran voce il suo palio per portarlo nella contrada di via 20 settembre, una corsa che era un po' ecco il palio di Cecilia Ragacci, bellissimo palio che viene portato in trionfo. Vediamo Andrea Mari che sta lasciando ed ecco il popolo bianco-nero della contrada di Voltaia che sta esultando in questo momento. Eleonora, qualcosa? Marco, ti do un attimo di fiato perché ora te lo meriti. Una corsa incredibile, un cavallo che non tradisce mai. Ecco, inquadriamolo, lo inquadro, perdonami Eleonora. Ecco. Giosuè Carboni è arrivato sull'onda dell'entusiasmo del Siena. Eccolo, lo abbraccia. Un palio. Ci ha provato veramente. Grande palio anche dalla contrada di Castello. Quando ha concluso una corsa di grande maestria, ma veramente questo è un cavallo che non ha probabilmente non ha rivali.